Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi vi porto in sala operatoria con me. La procedura che vediamo è l'ablazione dell'istmo cavo-tricuspidalico per flutter atriale tipico comune. Questa è la ricostruzione elettroanatomica dell'atrio destro. Al centro vedete il catetere ablatore con la punta verso l'alto e a sinistra e destra altri due cateteri. Il nostro paziente è in flutter atriale 3A1, per ogni ventricolo ci sono 3 atri in basso. I pallini rossi che vedete al centro dell'immagine rappresentano le erogazioni di radiofrequenza. Durante queste erogazioni c'è stato il passaggio dal flutter atriale a sinistra al ritmo sinusale a destra, dove per ogni ventricolo c'è un atrio. Vediamo quello che abbiamo visto noi in diretta. Seguite la linea arancione al centro, c'era il flutter atriale e qui il passaggio al ritmo sinusale. Ma attenzione, il ritmo sinusale è ritornato, ma l'istmo è ancora aperto. Ce ne accorgiamo dalla forma a parentesi sulla sinistra, mentre a destra, continuando l'erogazione, vediamo queste frecce che indicano l'attivazione corretta. Ora possiamo confermare che l'istmo cavo-tricuspidalico sia chiuso con la mappa di propagazione. Vediamo l'impulso elettrico, che è la parte illuminata, che arriva al viola e va a scontrarsi contro la linea rossa, che è la nostra ablazione. Grazie per aver seguito questo video. Se le è piaciuto metta mi piace e condivida. Può seguirmi sui miei canali social per restare sempre aggiornato.